Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati in questo mercoledì 13 maggio. Partiamo oltreoceano. Wall Street, Standard & Poor's andamento positivo 0,17% con una quota punti di 7.413. 49.533 la quota punti per Dow Jones, in questo caso la percentuale in rosso, meno 0,40%. 0,55 la percentuale per Nasdaq con una quota punti di 29.226. Russell 2.836,3, meno 0,23 la percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità 18,02, in verde la percentuale 0,22. Spostiamoci a vedere il valutario dollaro 98,4, euro dollaro 1,17, 1,35 il cambio sterlina dollaro. E ancora continuo con materie prime, oro non cresce, meno 0,50%, 4.690 dollari all'oncia. Situazione diversa per il petrolio, la percentuale positiva 0,63%, siamo a 102 dollari al barile. Vediamo per titoli di Stato BTP Bund 76,200. Una parentesi come di consueto anche per le criptovalute, Bitcoin 79.245 dollari, 2.253 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.32, si sono quindi concluse da 2 minuti spaccati le contrattazioni in Piazza Affari. Come si chiude questo mercoledì 13 maggio? Con un solo colore che è il verde. Vediamo gli indici uno a uno. Partiamo da quello di casa nostra. FTSE MIB chiude con 49.434 come quota punti, 0,91 come percentuale. 0,23% per il mercato francese, la quota punti per CAC 40 è 7.998. Vediamo il mercato spagnolo, chiude con una quota punti di 17.617, una percentuale dello 0,25, 0,61% per il DAX, 24.101 la quota punti per il mercato tedesco, e ancora mercato inglese, 10.301 la quota, 0,35 la percentuale. E infine salutiamoci vedendo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi una giusta percezione rispetto alla giornata e ci dice questo: la percentuale positiva dello 0,70% e la quota punti di 5.848. E questi gli aggiornamenti, gli ultimi per questa giornata, per questo mercoledì 13 maggio. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.